Abbiamo il piacere e l'onore di avere in studio Raffaele Padrone, vice segretario FSP della Polizia Nazionale. Allora, vogliamo commentare insieme a lei questa notizia, no? Successo ieri sera non solamente a Parigi ma in diverse città della Francia. Se possono partire le immagini, ciò che è successo lungo gli Champs-Élysées durante i festeggiamenti per la vittoria mondiale della Francia. Eccoli qua gli incidenti, centinaia di migliaia di persone si erano riversate ovviamente per fare festa, ma poco prima della mezzanotte la polizia è stata costretta a usare gas lacrimogeni, come abbiamo visto anche gli idranti, contro decine di vandali che con il volto coperto hanno approfittato della confusione per assaltare i negozi e lanciare oggetti contro gli agenti. In particolare è stato preso di mira il drugstore Publicis poco distante dall'Arco di Trionfo. Gli agenti antisommossa sono intervenuti con lacrimogeni e hanno impiegato una ventina di minuti per riportare l'ordine. Per evitare che la situazione potesse degenerare, visto che i saccheggi si ripetevano, la prefettura ha deciso di sgomberare il viale utilizzando, come dicevo, anche gli idranti. Alcuni altri incidenti si sono registrati a Marsiglia, Ajaccio e Lione. In quest'ultima città sono stati scontri fra la polizia e un centinaio di persone, disordine anche a Mentone e Rouen. In tutto sono stati impiegate, ascoltate, circa 110.000 agenti. Torno a ripetere perché ha dell'incredibile, 110.000 agenti per garantire l'ordine e la sicurezza. Poi c'è stata anche una vittima ad Annecy che però purtroppo è morto tuffandosi da un canale, ha battuto la testa, ha perso la vita, quindi non dovuto agli scontri e alle immagini che stiamo vedendo. Allora, con il nostro amico Raffaele Padrone. Allora, noi non è che abbiamo vinto i mondiali un secolo e mezzo fa, no? Li abbiamo vinti nel 2006 e lei sicuramente ha vissuto quella bella notte di festa. Allora, qua si parla di una squadra che dopo 20 anni vince un mondiale, una città tra le più belle del mondo e gli stessi che hanno vinto i mondiali, perché poi si parlava, no, di nazionale multirazziale, sì, finalmente l'integrazione eccetera, abbiamo visto il colore della pelle, scusatemi, non è razzismo, è obiettività, torniamo a vedere le immagini, eccole lì, non mi sembra di vedere né bianchi né cinesi né giapponesi, ecco, soprattutto li vediamo più tardi. Gli stessi che erano rappresentati nella squadra hanno approfittato per mettere a ferro e fuoco Parigi. Il suo commento, visto che lei le ha vissute queste cose sulla sua pelle. Ma io direi, volevo fare una rettifica perché ho dei dati, sono circa 4.000 gli uomini utilizzati in piazza a Parigi. Parlavo di, però di tutta nell'interno, tutta la Francia, lei ha fatto un totale, distinguiamo, un totale. Io direi che le immagini parlano da sole, sono chiare, lampanti, cioè io mi dico se questi avessero perso, cioè mi preoccupa più se avessero perso a sto punto, perché hanno vinto, dovevano festeggiare con le bottiglie, sì, perché magari può essere d'obbligo bere una bottiglia di vino, di spumante per festeggiare, io non bevo, però sì, se è obbligo festeggiare in questa maniera ben venga, ma distruggere negozi, cioè non capisco, cioè voglio dire, la vittoria trasformata in violenza di piazza di queste persone che poi, come vede, dovrebbero insegnare l'educazione a noi, sì, insegnare quali sono i canoni dell'inserimento, dell'accoglimento, dell'integrazione, in questo intendevo, dell'integrazione, e poi vediamo queste immagini. È vero, perché qualcuno ieri sui social, mi permetto di fare le battute, diceva non so se cantare l'inno francese o tifare per la Francia o per il Senegal. Questi sono ingaggi di squadra che poco ci interessano, sì, esatto, però la vergogna di queste immagini. Noi in Italia, quando ha vinto l'Italia, non abbiamo mai avuto un genere di questo problema, anzi abbiamo avuto dei problemi con i tifosi che avevano perso. Sì. Ma siamo riusciti a controllare quello che è la sicurezza, l'ordine pubblico della città per dare vita a chi voleva fare festa. Certo. Quindi queste sono sicuramente, guardate qui, sono è passato un tornado, un campo di battaglia. Sì. Perché? Io purtroppo non posso chiedere a loro il perché. Ma
dico solo, se questi avessero perso, cosa sarebbe successo? Ci sono stati 2 morti, ci sono stati feriti anche 3 bambini, e sicuramente gente che era lì per caso, che si trovava a passare. Quindi la pericolosità di questi soggetti, e io come dico sempre, quando c'è una manifestazione anche politica, all'interno ci sono sempre queste teste calde a cui viene strumentalizzato il fatto di andare lì e far confusione, perché non è possibile, è democrazia, ma questa non è democrazia, è, ripeto, di una società, di un paese che viene a insegnare a noi quali sono i canoni per l'integrazione. Ecco, visto che lei fa parte appunto degli organi della polizia, anche se italiani, abbiamo letto che comunque erano pronti i poliziotti, la gendarmerie francese, visto che hanno utilizzato gli idranti. È normale in questo tipo di manifestazione arrivare anche con gli idranti? Sì, allora è normale essere pronti a qualsiasi attività, lo siamo noi nelle piccole città, lo sono nelle grandi città, e quando c'è una finale Francia e qualsiasi altro paese, le garantisco che sono pronti in Francia così come sono pronti in Croazia. Il problema è diverso, perché se ti prendono in Croazia che hai fatto una di queste cose, buttano via la chiave. Via la chiave e non lo fai più. Forse in Francia, che dicono di essere democratici, questi qui non passeranno niente. Noi in Italia abbiamo chiesto, proprio per questi disordini, abbiamo chiesto come sindacato di polizia, abbiamo chiesto che siano perseguite queste persone per terrorismo di piazza, perché questi non sono altro che dei terroristi che entrano in quelle situazioni, che è uguale ai terroristi quando spaccano, perché sappiamo che ormai i terroristi, per fare un incidente, per creare confusione, basta che con un camion arrivino sulla folla, ammazzino 10 persone, non gli interessa più quante sono le persone uccise, ma poche centinaia di imbecille hanno rovinato la festa a migliaia di cittadini, hanno fatto i colleghi francesi. È comunque di normale routine essere pronti con tutto. Chiaramente, ripeto, su una partita vinta, su un gioco di squadra vinto, arrivare a questi risultati significa che se avessero perso, altro che 2 morti. Ringraziamo Raffaele Padrone, è sempre un piacere averla qui con noi, vicepresidente FSP della Polizia Nazionale. Grazie e proseguiamo con un'altra notizia di cronaca nera: furto in abitazione ad Aviano, spariti i soldi, i gioielli e naturalmente gli oggetti preziosi.